Primo, taglio di risorse alle forze dell'ordine. Soppressione di commissariati e di forze di polizia. Non abbiamo mai avuto un'estate così violenta negli ultimi anni. Accetto il paragone e il confronto con qualunque altro periodo corrispondente degli ultimi anni. Per quanto riguarda gli sbarchi degli immigrati, per quanto riguarda la violenza che si è scatenata, per quanto riguarda la forza della mafia, della camorra e dell''ndrangheta. Non c'è giorno nel quale negli ultimi mesi non c'è un morto ammazzato a causa delle mafie in questo paese. E al governo c'è chi ha vinto sul tema della sicurezza. Però si è mandato l'esercito. Sì, si sono mandati 3.000 soldati, cioè 12 per provincia. Chi ha trovato un militare a difesa della propria sicurezza quest'estate può fare la ciappacaccia al tesoro con me e amici. Io non l'ho visto. L'obiezione normalmente è: e allora perché vi siete accaniti così tanto? Vedete, noi abbiamo mandati 20.000 soldati una volta in Sicilia per l'operazione Veschi Siciliani quando fu ammazzato Borsellino. E gli abbiamo fatto fare quello che fanno i militari in questi casi, per liberare le forze di polizia affinché potessero fare le indagini e fossero al servizio della magistratura. E li avevamo sfidati. Decidete quali sono i luoghi del nostro paese nei quali questa operazione va fatta. Li mandate per i rifiuti in campagna. Ha un senso. Cioè verranno mandati anche noi. Hanno un senso. Ha un senso. Anche se di rifiuti di Napoli io parlo tra 3 mesi. Questo è un argomento che sospetto. Ne parlo fra 3 mesi. Se volete ne riprendiamo insieme anche via internet a parlare di questo problema. Fra 3 mesi, però non adesso. Come sui fannulloni, ma quello se ne può parlare anche subito. Però si manda l'esercito, non si manda l'esercito, si mandano 3.000 soldati, ma intanto si trasmette un'idea di società. Intanto l'Italia ha bisogno dell'esercito e intanto l'ordine pubblico e la sicurezza sono legati alla presenza dell'esercito. In questo modo non si risolve nessun problema, anzi lo si aggrava, però si trasmette un determinato modello di società. Vogliamo parlare di scuola? Avrete la visita, non avrà il ministro Gelmini, visto non so quale giornale, ha avuto il buon gusto di metterci insieme, è un onore essere insieme in copertina con qualunque persona, quindi anche con il ministro della pubblica istruzione. Ma sta facendo una riforma per decreto di nascosto, soliti 9 minuti che caratterizzano le riforme di questo governo. Niente di meno si introduce il maestro unico. Io vorrei che ci ricordassimo che quando noi abbiamo fatto la riforma della scuola elementare, quando io dico noi perché insomma una certa continuità al governo di questo paese c'è stata fino al 1994. Dopo si è aperta un'altra storia. Non mi venite a dire che c'è una continuità nel percorso democratico di questo paese. Allora, quando fu fatta la riforma della scuola elementare che introduceva più insegnanti, il paese ha discusso per 3 anni, ha fatto una grande conferenza sulla scuola, si è fatta una scelta culturale, si è fatta una scelta di modello di scuola. Bene, il centrodestra vuole farci riflettere sul nuovo modello di scuola? Apra un dibattito nel paese, noi siamo disponibili. Io sono disponibile personalmente a discutere persino del maestro unico. Sono convinta che è una grande sciocchezza, è un ritorno indietro, ma lo vogliamo fare e parliamo di questo. Vogliamo parlare della funzione del 7 in condotta, parliamo della funzione del 7 in condotta, apriamo un dibattito serio nel paese. Vogliamo parlare del simbolo del grembiule, apriamo un dibattito serio nel paese.
ma questo non succede, perché quello che era importante era che si dovevano tagliare 82.000 maestri elementari. So che in questa provincia autonoma voi non farete questa riforma, perché vi potete permettere appunto di non farla, ma nel resto dell'Italia non se lo possono permettere, perché la grande riforma del ministro Gelmini è soltanto legata alla finanziaria già fatta di quest'anno dal ministro Tremonti, che si chiama 112, anche quella in 9 minuti, anche quella di nascosto alle parti sociali, violentando il Parlamento, di nascosto agli stessi ministri, che toglie 7 miliardi alla scuola nei prossimi anni. Altro che riforma culturale, però intanto si allude ad un certo modello.